I Marvu di Grazia Deledda. In un angolo della tavola da pranzo, che riflettendo la luce gialla del lume risplendeva come una lastra di rame, Diego e Maria giocavano appassionatamente a carte. Essi conoscevano a perfezione ogni partita, dalla scopa al 3-7, dalla briscola all'anzichenecco e all'asino, e sempre giocavano sino ad esaurirsi. Fuori imperversava il vento e gelava, tanto che il fuoco del camino e del braciere non bastavano a riscaldare il freddo ambiente della vasta stanza bianca scarsamente arredata. Ma i due giovanissimi giocatori non si accorgevano di nulla, non provavano freddo, non sentivano il vasto soffio del vento che scuoteva le inferriate e passava con un possente fruscio come di 1000 giganti in corsa, e non pigliavano parte alla conversazione, o meglio, alle conversazioni, giacché la numerosa famiglia era divisa per la vasta stanza in altri 3 gruppi distinti. Intorno al pedale di legno dell'antico braciere, sul cui rosso fuoco la cenere stendeva un sottile merletto bianco, stavan Margherita, la maggior figlia, e Giovanni Faira, suo marito. Entrambi biondi, egli piccolo, pallido, con occhietti azzurri socchiusi. Ella altissima ed elegantissima nel modesto vestito d'indiana pelosa a quadrati rossi e violacei. Venivano chiamati da tutti, anche in famiglia, i signori L.I. per la loro diversa statura. C'era poi donna Martina e un po' lungi dal braciere Filippa, la secondogenita, e Nino Faira, fratello del signor Giovanni, che faceva segretamente e da lontano la corte a Maria, terza figlia di donna Martina Marvu. Nino, studente in primo anno di leggi, che passava in paese le vacanze natalizie, veniva ogni sera dai Marvu a scorrervi alcune dolci ore di segreta estasi, in contemplazione del graziosissimo volto di Maria, e portava sempre fasci di libri, opuscoli e giornali illustrati. Il suo amore era così profondo e segreto, e la sua corte tanto sottile e misteriosa, che nessuno, neppur Maria, se ne accorgeva. Ei portava libri e giornali appunto e appositamente per lei, segnati a lapis rosso, con certe frecce sanguinanti che parevano estratte da profonde ferite, nei punti, nei periodi e nei versi che meglio s'adattavano al suo stato d'animo. Ma nessuno ci badava, e tanto meno Maria, che era l'ultima a leggere i libri e i periodici già frustati e sciupati dalle altre sorelle e dal piccolo gregge. Il piccolo gregge, così donna Martina lo chiamava nel suo rude linguaggio, consisteva in 4 ragazzetti indemoniati, Martino e Peppino, Grazietta e Chicchitta. I 2 primi, dagli 8 ai 10 anni, ultimi figli di donna Martina, e le bambine, degni rampolli del piccolo e cascante Giovanni Faira. Grazietta contava 4 anni e Chicchitta 2 e mezzo. Tutti e 4, zii e nipotine, biondi e magri, chi con gli occhi grigi, chi con gli occhi neri, erano la disperazione della casa. Stavano tutto il santo giorno a correre nel grande orto attiguo, gridando a squarciagola, arrampicandosi sui meli, sugli alti e snelli susini e persino sui pali del pergolato, incidendo nomi, date, geroglifici e parole insolenti sulle grandi e pallide foglie carnose dei fichi d'India, fabbricando case e giardini e castelli e stabilimenti interi, coi molini, i pozzi, ferrovie e i relativi ponti, fabbriche di terra cruda, teatri, caserme e persino prigioni di sassi e di rami ove si rinchiudevano a vicenda. Avevano a lor disposizione corni da caccia, trombe, carri di ferula, buoi e cavalli di canna, fucili e rivoltelle della stessa materia, casseruole e mestole, e infine un bagaglio innominabile nascosto pei buchi del muro, sugli alberi, sottoterra, dappertutto. Persino Chicchitta, alta 2 palmi, ancora balbuziente e con le gambette storte sempre ignude e rosse di freddo,
perché le calzette, invece della lor giusta missione, compivano quella di copriscarpe, pigliava parte a tutte le scorrerie della compagnia. Se non poteva più, la mettevano a fare il pranzo, tutto d'erbe cattive e di polvere, o la rinchiudevano in prigione, rea di innominabili delitti. Pur di fare una parte, ella restava contenta e in attesa del dibattimento scavava un pozzo entro la prigione. Occhi Verdi, la gatta fulva dagli occhi di vetriolo, altro importante personaggio della compagnia, faceva la sentinella. Già, la poverina veniva costretta a tutti gli uffizi, a girare il mulino, a tirare i carri, a far la guardia carceraria, a comparir sulle scene con lo strascico e la cuffia. Alle volte però, quando Chiquita stava in prigione e i grandi sui muri e fra le siepi facevano la guerra e le battaglie di Roncisvalle o di Montaperti, Diego voleva esser classico allorché dirigeva egli gli eserciti, Occhi Verdi scappava dal casotto, scuotendo le zampine bionde. Ed ecco che allora la prigioniera si liberava da sé e correva dietro la sentinella. Un caso veramente strano. Facevano così il giro dell'orto e cadevano fra i guerrieri di Carlomagno e di Farinata, scompigliandoli e mandando a monte tutto il piano di guerra. Grazietta, una spiritata coi capelli sempre sugli occhi, che per i suoi 4 anni parlava già discretamente male del prossimo, picchiava Chiquita. Peppino e Martino, nella lor qualità di zii, bastonavano le monelle. Diego, caporione e capitano di tutta la volante squadriglia, pallido e miope coi suoi 13 anni prepotenti, metteva tutti in castigo. Schiaffi di qua, pedate di là, il finimondo, la battaglia vera con grida, pianti ed altri guai, e sputi e insulti dell'altro mondo. Ci si mischiavano persino i grandi, e una volta Giovanni Faira era stato sul punto di andarsene con la moglie e le figlie, perché Peppino aveva fracassato il nasetto rosso di Grazietta con un pugno numero 1, chiamandola ladra figlia di ladro. Una disperazione, infine. Andavano a malapena a scuola, ma odiavano e mettevano in caricatura la povera vecchia maestra, e non studiavano né facevano nulla. La mattina uscivano di camera lindi e puliti e coi ribelli capelli acconciati. La sera non si riconoscevano più, con gli occhi e il naso pieni di terra, le manine graffiate e nere, i vestitini a brandelli. Filippa e Maria non bastavano a rattoppare. Solo al cospetto di Giovanni, il cui sguardo felino li impauriva, stavano alquanto tranquilli. Ma egli, costretto dal suo impiego, restava fuori quasi tutta la giornata. A Maria e Filippa non badavano, e Margherita e donna Martina li avevano troppo viziati e ancor troppo li viziavano perché potessero incuter loro rispetto e obbedienza. Esse, d'altronde, sempre sopraffatte da faccende ed affari in quella gran casa di possidenti sardi, non avevano il tempo necessario per educare quei bimbi nervosi e prepotenti. Rinchiuderli in casa era come ucciderli, essendo essi come gli uccelli dell'orto selvatico, scesi dal nido appena messe le prime piume. E poi avrebbero fracassato ogni cosa, e per mandarli in collegio nelle città lontane non era ancora tempo. Questo era il progetto, ma non ancora ben fermo perché mancava l'assentimento degli interessati. Una volta, infatti, avendo Diego sentito qualche cosa come l'annunzio della sua prossima entrata nel seminario di Nuoro, scappò di casa. Mancò 2 giorni e una notte, e per ricercarlo si dovette chiedere anche l'aiuto dei carabinieri e dei barraccelli. Dopo ansie e timori indicibili, fu ritrovato, nascosto fra le macchie d'un lontano podere. Bisognò non più parlargli di seminario, minacciando egli di fare il bandito per davvero. Ora aveva 13 anni e studiava in privato presso il giovine maestro intelligente che aveva il diploma di professore. La sua infanzia turbolenta mischiavasi ancora al principio d'un'adolescenza maliziosa e fiera. E infatti di giorno, quando non studiava, comandava il piccolo gregge nelle scorribande, che oltre la distruzione dell'orto formavano il terrore degli umili vicini. Di notte leggeva romanzi e giornali politici, giocava a carte e rubava i sigari di Giovanni e parlava come un giovanotto, più malizioso di Nino Faira.
Donna Martina non si dava tanto pensiero per le monellerie fin di secolo di Diego e dei piccini, perché ricordava che Margherita, Filippa e Maria, ai lor bei tempi, erano state più monelle e sbrigliate di essi. Ed ora Margherita era un'ottima sposa, signora e massaia perfetta, e le altre due signorine serie, educate e rispettosissime. A parer suo. D'altronde quel carattere indomito, caparbio e focoso, la famiglia lo ereditava da lei, che aveva trascorso un'esistenza quasi maschile. Allevata fra inimicizie e odi di partito e di famiglia, tra fucilate e processi e agguati, donna Martina, arido tipo di donna araba, alta, secca, di un pallore bronzino, naso aquilino e occhi neri grandissimi e fulminanti, maneggiava l'archibugio meglio della spola, cavalcava arditamente e faceva da sé ogni sorta di affari, sbrigando liti e controversie, e infine navigando meravigliosamente in quel mare tempestoso che è un grosso patrimonio nei villaggi sardi. Già, la buona anima di suo marito non era mai stato buono a nulla, ella diceva, ed essa aveva comandato sempre in casa sua. Era ignorante e superstiziosa, ma di coscienza raffinata e di retto giudizio, nonostante la sua fenomenale superbia, che ella riconosceva. «Mi dicono superba», diceva. «Ebbene, siamo in tempi che per vivere bisogna armarsi di sproni, altrimenti vi si cavalca come un mulo». Filippa le rassomigliava assai, fisicamente e moralmente. Anche ella altissima per i suoi sani e forti 20 anni. Una figura addirittura bizantina, con certe forme sottili ma dure, con certi occhioni scuri e ovali, i capelli attortigliati e il vestito di percalle giallo a stelle e a ruote. Era altera, superba e ambiziosa. Cavalcava stupendamente anche su puledri quasi indomiti. Diceva di non credere in Dio, e benché donna Martina la dicesse una signorina educatissima, imprecava con la miglior grazia del mondo, e beffarda e sprezzante parlava male di tutti. Per lei tutti erano pezzenti, e se una persona era magra e pallida, come del resto lo era anche lei, voleva dire che non aveva di che mangiare. Filippa era lo spauracchio di tutti i partiti del paese. Ella aspettava. Ma che cosa aspettava? Lo sapevano tutti. Ella aspettava un alto ideale, un laureato ricco e nobile, un presidente di corte d'appello, un professore d'università o in assoluta mancanza di questi egregi personaggi che non si lasciavano mai vedere in paese, uno di quei proprietari sardi che hanno 10 tancas di fila, col fiume in mezzo, che hanno le tasche piene di fogli bancari, ma che per se stessi, nella loro personalità, sono quel che sono. Apro una parentesi per dire che le tanche di maggior valore sono quelle provvedute di corsi d'acqua, ove il bestiame, essendo le tanche vasti pascoli chiusi, possa abbeverarsi. Una volta un ricco proprietario in berretta sarda sentì parlare dei miliardari americani e dei milionari europei. «Rothschild», disse con disprezzo. «Chi è questo Rothschild che sento sempre nominare? Cos'ha questo Rothschild? Ha delle tancas col rio in mezzo?» «No, non ne ha». «E allora cos'è? È un corno!» Per questa sua ambizione Filippa viveva un po' in discordia con Margherita, alla quale non poteva perdonare le nozze plebee con un piccolo avvocato senza titoli, tranne quello di segretario comunale. Nino Faira aveva una pazza paura di Filippa e oltre che per naturale timidezza non svelava apertamente il suo amore per Maria, sapendo la fanciulla imbevuta e suggestionata dalle grandiose idee della maggior sorella che la dominava completamente. Per una strana furberia istintiva, egli cercava però di ammansire la fiera ragazza, comportandosi con essa come non osava con Maria. Standole vicino, le rivolgeva esagerati complimenti, in modo che Filippa si credeva corteggiata. Ma tanto disprezzo ne sentiva che non degnava neppure offendersene. Ella, del resto, aveva abbastanza che fare per abbandonarsi a sciocchi sentimentalismi. Teneva i registri, pagava i domestici, vendeva i prodotti e aiutava assai donna Martina negli affari più importanti. Ella, così, sapeva che in casa Marbu
Entravano, fra una cosa o l'altra, 12.000 lire l'anno. Di parte sua ella avrebbe avuto dunque 2.000 lire di rendita, quindi poteva ben pretendere, ben aspettare. Fra tanto cozzar di passioni grandi e piccole, Maria passava quasi inosservata, sebbene anch'ella avesse la sua discreta dose di superbia e di caparbietà. Ma era tanto piccola e così poco si mischiava negli affari che la sua figurina sfumava accanto a quella della madre e delle sorelle. Aveva 17 anni, piccola, bianca e pallida, con graziose lentiggini bionde sparse sulle guance, gli occhi grandi e pensierosi e i capelli castanei, quasi d'un biondo cupo, tutti crespi, rialzati e infantilmente annodati con un nastro alla sommità della testa. Era Filippa che la pettinava, profittando di quei momenti di intimità per sottometterla alle sue opinioni sul matrimonio. Se Diego passava in quegli istanti, mentre Filippa teneva in pugno i lunghi e crespi capelli della sorella, diceva che questa era una piccola puledra con la coda in testa. Ella fremeva di stizza, ma appunto, come una piccola puledra, si sottometteva agli insegnamenti di Filippa. Il terzo gruppo, dunque, era composto dal piccolo gregge, riunito attorno al gran camino, le cui ante, naturalmente, non mancavano di incisioni e graffiti, rappresentanti iscrizioni, figure diaboliche, mostri, caricature, date, addizioni e sottrazioni. Da una parte sedevano le ragazzine, dall'altra Peppino e Martino. Nel centro Badora, la fantesca, una bella ragazza rossa e lucente in volto come una mela a piola, con certi occhietti verdi e un nasino irregolare, forte e maleducata. Era la sola serva che passasse la notte dai Marvu. Le altre due dormivano a casa loro. Nell'ora della veglia, Badora restava coi padroncini nella stanza da pranzo, perché in cucina c'era sempre uno dei servi, e a donna Martina la coscienza non permetteva di lasciare una ragazza sola con un uomo giovine. Una sera aveva provato di lasciare i bimbi a farle compagnia in cucina. Dio ci scampi e liberi. Peppino attaccò fuoco ai piedi nudi di Sadurru, il servo che riposava e nonostante il chiasso dormiva steso su una stuoia di giunchi. E il giovinotto naturalmente si svegliò con una brutta impressione, sacramentando e gridando. I piccini risero a più non posso, saltando, inchinandosi ironicamente al servo con le manine fra le gambe, mostrando la lingua e facendo smorfie. Ma Sadurru li accusò alla padrona, dicendo che dopo le fatiche giornaliere aveva pur diritto di riposare senza pericolo di incendi né di altri guai. Donna Martina allora diede 2 secchi scappellotti a Peppino e fece batter ritirata al piccolo gregge. Così, fino alle 9, i bimbi restavano accanto al camino della stanza da pranzo, mentre Badora filava e li teneva a bada, raccontando fiabe e storielle. Quando Maria e Diego si stancavano di giocare, venivano anch'essi fra i piccoli. Allora il circolo, al completo, recitava le litanie agresti. Così il signor Giovanni, che talvolta era uomo di spirito, chiamava quel complesso di ragionamenti misti di maldicenze, sciocchezze, bisticci, parole senza senso o inutili e cattive e poco decenti che derivavano dalla conversazione di quella piccola gente allegra e senza pensieri, che era il piccolo gregge, con l'appendice di Diego, Maria e Badora. Quella sera, però, i 2 instancabili giocatori non accennavano a muoversi dall'angolo della gran tavola da pranzo. Diego perdeva maledettamente, stando Maria attentissima perché egli non barasse né giocasse d'astuzia ed imbroglio come spesso usavano entrambi. Scommessa non c'era, non scommettevano mai nulla, prima di tutto perché non avevano denari. Cioè sì, qualche volta ne avevano, quando riuscivano a vendere a insaputa di donna Martina e di Filippa qualche litro di vino o d'olio, il cui ricavo intascavano senza scrupoli, spendendolo segretamente in leccornie. E poi perché la madre non lo permetteva. Il gioco da carte con scommessa è il gioco del diavolo. È peccato 7 volte mortale. Io non voglio, diceva, che voi scommettiate neppure la punta d'un capello. Se vi piace, giocate per giocare, altrimenti getto le carte nel fuoco.
E non solo fece questo, ma diede a Diego un paio di scappellotti quando, per mezzo di occulte spie che si indovina chi fossero, venne a sapere che i giocatori scommettevano in segreto frutti e dolci, castagne e oggetti di vestiario. In mancanza d'altro, riferì la spia, essi si giocavano a carte la gatta a occhi verdi, i cespugli di fiori dell'orto, la facoltà di dare un formidabil pugno a chi perdeva. Bruciate le carte, donna Martina si lasciò lungamente pregare e supplicare prima di permettere ai due giocatori di riprendere, con formale promessa di nulla più scommettere, il serale arrabbiato divertimento. Ora essi giocavano così, per la sola soddisfazione di vincere. Quasi sempre però la finivano male, perché giocavano slealmente, barando e imbrogliandosi a vicenda, benché stessero con tanto d'occhi aperti. Maria rideva silenziosamente, mostrando i suoi dentini graziosamente irregolari, ma bianchi e lucenti. Era la 10ª o 11ª partita che vinceva. Diego s'arrovellava, roteando lo sguardo dalle sue carte agli occhi e alle mani di Maria. Aveva un asso e non sapeva come farlo scivolare sulle sue poche e inutili carte vinte, perché ella, a sua volta, figgeva gli occhi sulle piccole nervose mani di lui. A un certo punto si trovò disperatamente con l'asso e 2 sette in mano. Finse di tentare un colpo estremo, gettando il 7 di picche, ma Maria sollevò in alto una delle sue carte e la lasciò cadere dicendo «Ora scoppi davvero!». La carta cadde rovescia. Diego la volse e imprecò sottovoce. Era l'asso di picche. «Il giuoco è fatto», disse Maria. «Non ancora, aspetta, mia bella». Accostò il lume, un'antica altissima lucerna di rame con 3 teste di chimera, dalle cui bocche spalancate usciva la fiammella che pareva una lingua di fuoco. S'accomodò sulla sedia e, allungando destramente il collo, cercò di veder le carte di Maria. Ma ella le strinse al seno e rise. «Sai cosa ho sognato, Maria, stanotte? Ah, non puoi saperlo mai e poi mai». «Che cosa?» chiese ella senza troppa curiosità. «Indovinalo, grillo, cioè cicala, perché tu sei una cicala quando non sei una puledra. E tu un asinello, lasciali quelle carte, son mie». «Oh, mi sembrava mie. Ho sognato, ah, se tu sapessi che stranezza». «Filippina», diceva Nino coi gomiti sulle ginocchia e il volto sentimentalmente fra le mani. «Stanotte sei pallida come un biancospino. Cos'hai? A che pensi?» «Fammi il piacere, chiamami Filippa», rispose ella duramente. E rivolta a Diego gridò: «Cosa dunque hai sognato, sornione?» «Fai il fatto suo», egli rimbeccò, e abbassando la voce disse a Maria: «Senti, mi pareva che eravamo tutti a Roma, sai, da zio Francesco a Grabacca. Eravamo immischiati negli affari della banca romana». Si era appunto in quel famoso periodo di tempo, e oltre l'interesse che Diego provava leggendo avidamente i giornali politici, c'era questo, che i Marvu avevano a Roma, grosso impiegato in un ministero, uno zio, Don Francesco Agrabacca, implicato in qualche modo negli scandali della banca romana. Perciò Maria non si stupì molto del sogno di Diego. Disse solo freddamente un «niente meno», che non le impedì di vincere un'altra giocata. «Aspetta, non ricordo bene, ma mi pare che tu fossi la moglie del deputato Colaianni». Allora Maria dovette ridere, coi begli occhi splendenti, gridando con entusiasmo «Signoriddio!». Filippa disse «Bravo!» e Diego poté finalmente lasciar scivolare il suo asso e pigliar destramente un'altra inutile carta. «Quante persone ho sognato! Quel deputato Colaianni è il primo uomo d'Italia, sai? Il primo!». Giovanni Faira, che intese questa affermazione, disse fra sé che lo zio di Roma la pensava altrimenti. «Mi pareva alto, grosso, colorito in viso, coi baffi biondi. Chissà se poi è così. Batte la pesca. Poi eravamo alla camera, con zio Francesco e donna Maria Antonietta Faira». «Ma», domandò ironicamente Nino, sollevando la testa, «eravamo deputati anche noi?» Diego diceva già di voler diventare deputato. «No, eravamo in una tribuna. Egli parlava».
Si alzò un po' sulla sedia e brandendo le carte tuonò, imitando a creder suo la voce e il gesto del prediletto deputato. «Non mi rompete le scatole!» «Che cosa hai?» gridò donna Martina, credendo che Diego e Maria si bisticciassero. «Non l'abbiamo con voi!» egli rispose. «Le mie congratulazioni ed auguri, Maria!» disse Nino sollevando gli occhi, ma sempre a testa china. Ella rideva, rossa in viso e con gli occhi scintillanti. Diego fece una discreta parlata, poi proseguì a raccontare il suo sogno, dove c'entravano ministri e senatori, profittando della gioia di Maria per rubarle le migliori carte con meravigliosa destrezza. Sulle prime ella non s'accorse di nulla, ma visto l'improvviso voltafaccia del gioco cominciò a insospettirsi, si stancò del sogno di Diego e cambiando d'umore stette attenta. Ora perdeva invariabilmente. «Fammi il piacere, lasciami la testa», disse tagliando il mazzo, e distribuì lentamente le carte per il 3-7, guardandole attentamente, perocché le conosceva tanto al diritto che al rovescio. Vide che le migliori andavano maledettamente all'avversario e s'impazientì. «Ora scoppi tu», disse Diego raccogliendole avidamente e disponendole a ventaglio col dito insalivato. «Sì, perché Bari. Sta attento che finirò col gettartele in viso». «Diventi matta? Dio mi fulmini se ho imbrogliato una». «Sta zitto tu, spergiuro», disse Nino. «Zitto tu, sì». «Accuso 12. 1, 2, 3, 3 assi, 3, 2, 3, 3. 3, 3, 3, rifece Nino. «L'hai con me tu? Non son 3, son 2, disse Diego perfidamente, e canterellò. 2 rose tengo nell'orticello, una bianca ed una di colore, se mi danno mi piglio la minore, perché la maggiore mi fa dar di volta al cervello. 2 rose tengo nell'orticello». Nino allibì, comprese a che il maligno ragazzo voleva alludere e si domandò spaventato: «Ma come egli ha indovinato se neppure essa ha capito ancora l'amor mio?» Si rizzò sulla schiena, si volse a Filippa e voleva dirle che essa aveva le mani bianche come l'ermellino, mentre erano brune e nodose, ma comprendendo anch'ella a volo la maligna allusione di Diego, lo fissava con tal freddo e sprezzante sguardo che ei dovette reclinare il viso fra le mani, senza più immischiarsi nel gioco. E il gioco andava male per Maria. Diego insisteva sempre sul ritornello della quartina, battendo il piede in cadenza. 2 rose tengo nell'orticello, 2 rose tengo nell'orticello. A un tratto cambiò tono. «Maria!» io dissi «Maria!» e la terra si fermò commossa a udirmi. «Bei versi», disse allora Nino. «Chi è l'autore?» «D'Annunzio, li ho appresi da te?» «Sì, sono composti per questa Maria, per questa precisamente. Venite tutti a vederla, signori e signore». «Buffone, ragazzo cattivo, cattivo, cattivo», disse ella contando le sue poche carte. «Venite a vederla, signori e signore. Signor Peppino, Don Martino, Madama Grazietta, signora Badora, naso di patata. Venite tutti. Ho vinto 101 partita. Mamma, abbiamo scommesso la nostra parte di patrimonio e ho vinto. Io son ricco e questa piccola puledra dovrà andare a mendicare con la bisaccia sulle spalle». Riempiva la stanza con le sue grida, con la sua voce nasale alquanto nitrente, e per dar forza alla sua ultima profezia imitò i mendicanti storpi arrovesciando la mano e porgendola verso il lume. «Mi date qualche cosa, per l'amor di Dio?» «Perdona, perdona», disse Chicchita alzandosi ritta sul suo sgabello. Tutti risero, compresa Maria che si stizziva davvero, non cessando di mormorare: «Imbroglione, buffone, bel ciarlatano diventerai». «Anche la testa abbiamo scommesso e ho vinto, signori e signore. Datemi un coltello che gliela taglio. Signora Badora, naso di patata, datemi quel coltellino che vi ha regalato Sadurru». La ragazza arrossì e donna Martina la guardò severamente, pensando: «Ora so più di quanto ne sapevo un momento fa». «Quel bel coltellino col manico di madreperla, no?»
Non me lo dai? Allora mi servirò delle dita, fa lo stesso. Fece atto di avventarsi sopra Maria, ma ella, non potendone più, s'alzò, afferrò il mazzo delle carte e glielo scaraventò sul volto. Fu un subbuglio. «E una!» gridò donna Martina. «Lo dico io che la finite sempre male, ragazzi dell'inferno!» Diego, bilioso oltre ogni credere, voleva lanciarsi per davvero con le unghie contorte verso Maria, ma Nino credette bene di intromettersi per difenderla. Li rappacificò e calmò l'ira di donna Martina, che caricava di improperi i maneschi giocatori. «Dia retta a me, donna Martina, lasci correre fino a domani, vedrà che tutto passerà». «Cose del mondo!» esclamò Diego con filosofico sarcasmo, andando verso il posto prima occupato da Nino. «Qui non ti voglio», disse Filippa scostando la sedia. «Va altrove a fare i tuoi scandali». Allora egli andò verso il camino, dicendo con prepotenza: «Fatemi luogo, ho freddo». Ma neppur lì lo volevano, e solo dopo aver minacciato Badora di mandar la gambe in aria, si fece largo, rimuginando tutto il fuoco e mettendo lo scompiglio nel piccolo gregge, sin allora discretamente tranquillo. «Cosa c'è qui? Mamma mia!» gridò ad un tratto facendo una strana scoperta. Grazietta arrostiva grosse ghiande fra la cenere calda e le mangiava ghiottamente, quasi fossero castagne. Martino si rosicchiava le unghie e Peppino sonnecchiava, fortemente appoggiato al fianco di Badora, la quale pungeva con un lungo spillo una quantità di olive di cui teneva colmo il grembo, per metterle poi a raddolcire nell'acqua. Chicchita contava appunto le grosse olive verdi e violette, a mano che la serva, dopo averle forate, le lasciava cadere in un cestino da sfodelo. Così la compagnia stava passibilmente tranquilla, ma Diego mise subito tutto in iscompiglio. «Sta zitto, non dirlo alla nonna, sta zitto, Dieghino!» supplicò Grazietta a voce sommessa, guardandolo così dolcemente attraverso i capelli che come sempre le velavano i grigi occhioni, che egli s'intenerì e tacque. Ma donna Martina aveva udito. «Cosa c'è, Diego?» domandò interrompendo il discorso che teneva con Giovanni. Nessuna risposta. «Dico, cosa c'è, Diego?» «Non c'è nulla. Era Badora che s'abbruciava la sottana». In ricompensa Grazietta gli fe parte d'una ghianda arrostita, ma per sfortuna era amara come l'assenzio, ed egli fece 1000 smorfie e la sputò sul fuoco borbottando: «Cos'è questa porcheria? Graziettina, nipotina mia, sta attenta, tu ne fai una ogni momento, finché mi romperai la pazienza. Ma cosa è questo affare? Diventi una porcellina? Oh, diciamolo alla mamma, al babbo». «Sta zitto, Dieghino, sta zitto!» Ella supplicò di nuovo, sgretolando le ghiande coi dentini guasti, che era un piacere sentirla. «Benissimo, sarò generoso, ma sputa subito di bocca quella porcheria. Veramente porcheria, perché la mangiano i porci, non i cristiani, altrimenti ti do un solenne manrovescio». «Nostra Signora del Miracolo, ora sei venuto qui a fare il gradasso», sospirò la serva. «Sei proprio insopportabile». Diego l'avea con Badora perché pretendeva gli desse del lei, cosa a cui la serva, che dava del tu a tutti, non poteva abituarsi. Le si volse tra l'inviperito e il beffardo. «Zitta tu, naso di patata, o ti attacco davvero il fuoco ai calcagni. O con chi credi tu di trattare, malvenuta nel mondo? Con Sadurru ti credi? Egli ti dà i coltellini, ma io posso darti una pedata che ti mandi via fuor di casa mia. E sia inteso». «Se la vossignoria sta quieta», disse scherzosa e ironica la serva, pigliandosi in buona pace gli insulti, «racconterò una storia. E tu, Chicchita, lascia in pace le olive. Sentite dunque». Come per incanto tutti i ragazzi, compreso Diego, s'acquetarono, intenti, stringendo le seggioline verso il centro del camino. «C'era una volta», cominciò Badora sempre pungendo le olive e lasciandole cadere nel cestino, «un frate che andò da una donna». «Maritata?» chiese Peppino. «Sì, lasciatemi raccontare, se no non dico più nulla». Il frate andò una sera dalla donna. Il marito era in campagna e il frate con la donna cenarono assieme. Cose buone. «Ghiande arrosto?» domandò Diego, battendo la mano aperta sotto quella di Grazietta.
Le ghiande ch'ella teneva in pugno saltarono in aria e finirono sul fuoco, ma per amore della storiella la piccina non fiatò. Ma che ghiande arrosto! Maccheroni, carne arrosto, lepre in dolce, minestra, eccetera. Mentre cenavano, don don alla porta. «C'è gente», disse la donna. Subito cosa fa? Fa entrare il frate dentro al forno e con esso tutte le vivande. Poi andò e aprì. Era il marito che tornava di campagna con un compagno, un contadino molto ricco. «Non ce ne dai da cenare, capra mia? Mi sto vedendo le orecchie». Ah, cosa fa la donna maligna? Sentite. «Chichita, ti ho detto di star ferma, lascia le olive in pace». Sentite. La donna aveva un libro vecchio stampato. Lo prende e dice: «Libro mio, comando che appaia un piatto di maccheroni». Ed ecco il frate spinge fuori del forno un piatto di maccheroni. Il marito e l'altro a bocca aperta per la meraviglia. «Libro mio, comando, fuori un piatto di carne arrosto». Ed ecco venir fuori un piatto di carne arrosto. «Sempre dal forno?» chiese Martino. «E dunque, da casa del diavolo? Lasciatemi raccontare». «Libro mio, comando, fuori una lepre in dolce». E veniva fuori la lepre. Infine, ogni grazia di Dio. «Ma quei due non vedevano che c'era il frate?» «Ma che? Se lo avessero veduto l'avrebbero bastonato». «Dio mio!» esclamò Chichita, giungendo le manine e sospirando. «E fichi ce n'erano?» «E ghiande arrostite?» ripeté Diego, cui non dava gusto la storiella e s'annoiava e sbadigliava. «Non lo so, lasciatemi stare», proruppe Badora impazientita. Infine, veniva fuori ogni cosa che la donna comandava, e i due uomini cenarono fino a slargarsi la cintura. Il contadino ricco disse poi alla donna: «Me lo vendi questo libro? Ti do 100 scudi». «No, non lo vendo neanche se me ne dai 1000. 200 scudi? Fai?» «Dammene 300 e te lo do per piacere». E combinarono. Il contadino sborsò i 300 scudi e, preso il libro, lo avvolse nel fazzoletto e se ne andò. Arrivato a casa sua, cominciò a comandarlo. Ma già, era come dire al muro. «Libro mio, comando un piatto di maccheroni». Nulla. Visto ne avete voi? Vistane a lui, e restò con tanto di naso. «E la donna? E il marito? E il frate?» E la donna e il marito, allegrissimi, se n'andarono a letto e misero i 300 scudi sotto il guanciale. Il frate, a notte alta, uscì dal forno e tornò al convento. «E poi?» «Poi nulla, è finito». «Mamma!» gridò Diego all'improvviso. «Mamma mia, Badora racconta delle porcherie a questi piccini!» Accadde allora un altro subbuglio. Donna Martina si levò su ritta, severissima, e venne a spiegazioni con Badora che, rossa e stizzita come un galletto, ripeté la storiella, lamentandosi poi delle persecuzioni di Diego. «Sia, comunque», disse il signor Giovanni intromettendosi, «non son storielle da raccontarsi ai bimbi, queste». Donna Martina prese Diego per il braccio e lo lanciò lontano, dicendogli di andarsene a studiare. Egli rispose che lo faceva volentieri, ma prima spifferò come Grazietta mangiasse le ghiande e aggiunse che Badora la consigliava di imbrattarle di cenere, che così eran più saporite. Non è vero, nonna mia», disse la piccina. «Erano soltanto arrostite». Basta. Come Dio volle, la calma tornò nel piccolo gregge. Ma rasentando la tavola per andarsene, Diego udì 3 parole che Nino Faira sussurrava a Maria e uscì canterellando: «2 rose tengo nell'orticello». E invece di ritirarsi nella sua camera, rimase sulla scala, pronto sulla balaustrata, aspettando. Dopo averla rappacificata con Diego, Nino aveva pregato Maria di giocare assieme una partita. Ed era una partita arrischiata quella che gli voleva finalmente giocare. Avrebbe o tutto vinto o tutto perduto. «Aspetta un momentino», disse Maria. Andò a riscaldarsi le mani al braciere, al quale era si stretta anche Filippa, e poi tornò verso la tavola, ma senza troppo entusiasmo. Donna Martina e le figlie e il genero parlavano a voce sommessa. Giovanni raccontava un segreto di Stato, o meglio, un segreto di comune,
di certe terre in quel giorno ipotecate per misteriosi debiti municipali. Vedrete che scandalo ne verrà fuori, vedrete, e ne piangerà lui, Pietroferro, vedrete. E perché lui? Tutti i consiglieri scaduti devono risponderne, esclamò Filippa con gli occhi accesi. Pietroferro, sebbene zoppo, la interessava assai perché possedeva di quelle famose tanche col rio in mezzo. «Sta quieta tu», disse Margherita tirandole la veste per significarle di parlar piano e accennandole Badora con gli occhi. «Cosa ne sappiamo noi?» disse Giovanni in tono misterioso, appunto perché ne sapeva qualche cosa. «Noi non sappiamo nulla». Si mise a passeggiare e s'avvicinò alla tavola. Nino e Maria giocavano con calma un'aristocratica partita di lanzichenecco e parlavano di cose indifferenti. La quieta luminosità gialla della lampada a 3 fiamme circondava con un radioso anello di luce le 2 graziose teste giovanili. «Chi vince?» domandò Giovanni fermandosi con le mani intrecciate sulla schiena. «Io, e non si sa?» rispose Maria senza sollevar gli occhi. Giovanni guardò con affetto i 2 giovanetti. Nino aveva 19 anni, ma sembrava ancor più giovine, un bell'adolescente dai capelli neri ribelli, gli occhi piccoli ma brillanti, vivacissimi, il volto raso e pallido, con una profonda fossetta sul mento. Ridendo ne formava altre 2 sulle guance e altre 2 nell'angolo degli occhi. Alla luce della lampada la sua fronte aveva un tenue riflesso d'avorio e splendevano i denti, gli occhi e le delicate unghie violacee di Maria. «Va bene, ma non vi sgridate», ammonì paternamente Giovanni allontanandosi. «Sgridarci», disse Nino con voce sommessa come parlando a se stesso. «Com'è possibile? Non sono Diego io». Maria credé di intendere un lieve rimprovero e protestò. «Ma non sono poi io che lo molesto. È lui, sai. Diego è un tormento. Già, sono tutti una disperazione quelli lì». Sporgendo il labbro inferiore, accennò il circolo del piccolo gregge. «C'è da fuggirsene da questa casa». «Vienitene a casa mia», diss'egli sorridendo, ma il cuore gli tremava. «Diego? Diego la finirà male. Vedrai, Nino. Lingua mia s'inaridisca, ma Diego finirà male». «Lascia stare», egli rispose. «È un ragazzo, si correggerà da solo». 10, 20, 24, 35, hai vinto tu pure. «Già», diss'ella ridendo e rimescolando le carte. «Fortunato in amor non giochi a carte». Egli la guardò fisso, sospirò, scosse la testa. Volle dirle una parola, ma non ardì ancora, e chinò nuovamente gli occhi. Per un po' stettero silenziosi. Traverso il chiacchierio delle donne riunite al braciere, s'udiva Badora raccontar la storiella e Diego sbadigliare insolentemente. «Dio mio», disse a un tratto Maria, ricordando un dramma avvenuto quella mattina. «Sai cosa ha fatto oggi il prigioniero di Chillon? Hai visto Miranda? Ebbene, se l'ha mangiata viva e buona». «Per Baccolina!» esclamò Nino fingendo un comico terrore. Poi aggiunse spiritosamente: «Ma già, voi vendicherete Miranda. Mangerete a vostra volta il prigioniero di Chillon». Risero a poco, gustosamente. Per spiegare il significato del dramma e della relativa vendetta, bisogna dire che in casa Marvu ogni individuo ed ogni cosa, battezzata per lo più da Diego e da Maria con l'aiuto dei piccini, aveva un nome e spesso anche un nomignolo. Il prigioniero di Chillon era il magnifico maiale bianco-roseo dalla coda nera, rinchiuso in una loggia esterna del cortile. E Miranda, la sua recente vittima, una graziosa gattina nera. I cani da caccia di Giovanni, per esempio, si chiamavano Manfredi e Carlo d'Angiò. Il cavallo Gialeto e la provvista della legna da ardere, indovinate poi come la chiamavano? Arnaldo da Brescia. Un vecchio servo campidanese che improvvisava canzoni e suonava le leoneddas e la chitarra, Maria, dietro il classico e poetico consiglio di Nino, lo aveva rassomigliato niente meno a Sordello Visconti. Veramente Maria, che non conosceva Dante che di nome, non sapeva la distanza enorme fra zio Giuseppino e Sordello. Da quel giorno zio Giuseppino, prima soprannominato Piragotta, Terracotta, si sentì sempre chiamare Sordello.
Egli s'arrabbiava credendo volessero dirgli che era sordo, e infatti lo era un poco, ma le sue proteste riescivan vane. Sordello andava e sordello veniva. Che più, le galline erano chiamate le 11.000 vergini, benché fossero soltanto 22, e in questa denominazione era compreso anche il gallo. Maria continuò a vincere. Nino taceva, talora s'incantava in un profondo pensiero. Giocava distratto e tratto tratto trasaliva leggermente. S'avvicinava l'ora di andarsene, e poiché quella sera egli voleva tentare il colpo meditato da lungo tempo, non sapeva a quale ispirazione votarsi per consegnare a Maria una lettera d'amore. La fortuna lo favorì. Nel chiasso destato da Diego per la storiella di Badora, egli poté dire alla fanciulla: «Maria, mi fai un piacere?» Disse solo così, ma la voce gli tremava e il suo viso si contrasse come per uno spasimo fisico. «Cos'hai?» Ella chiese con premura. «Ti senti male?» «No, no. Mi fai dunque un piacere?» «Magari due, cos'è?» «Quando me ne vado, vieni tu a farmi lume e accompagnarmi». «Perché?» Ella chiese guardandolo ingenuamente stupita. Ma egli la fissava così stranamente, con tanta sincera passione, che ella finalmente comprese e arrossì. «Perché? Perché?» chiese sommessa, chinando gli occhi. «Vorrei dirti una parola». «Non puoi dirmela ora?» «No, non posso. Verrai?» Ella pensò un poco, alquanto sconvolta. In apparenza essi giocavano ancora, ma gettando a caso le carte, senza neppur vederle. A lui tremavano lievemente le mani. Era spaventato, meravigliato e felice di quanto aveva osato. Anche senza averla completamente giocata, sentiva d'aver vinto la partita. «Verrai, Maria? Verrai?» «Sì». Rasentando la tavola, Diego udì queste ultime parole, la domanda supplicante e ardente, la risposta soave e promettente. E il dubbio che passava nella sua testa di bimbo uomo si fece certezza. E così, invece di ritirarsi, rimase sulla balaustrata nera che la ripercussione del vento esterno faceva fremere e tinnire nella vuota oscurità della scala fredda. Rimase un bel po', tremando di freddo, ma finalmente il suo pallido viso satirico dagli occhi lunghi socchiusi, affacciato prudentemente nel vano d'un circolare fiore nero della balaustrata, vide i due colpevoli uscire e fermarsi sul pianerottolo. Maria teneva alto un lume, la cui luce tremò alla fredda aria della scala. Nino estrasse rapido dalla tasca del soprabito la bianca ed elegante lettera e gliela pose nell'altra mano. «Leggila e rispondimi domani». E siccome ella rimaneva stordita, egli le prese rapidamente la testina fra le mani e la baciò. E fuggì via, scendendo i gradini a tre e rialzandosi il colletto del soprabito. Maria scese, rinchiuse la porta e risalì, guardando da una parte e dall'altra la cara lettera. Le sue labbra non avevano sentito neppure le dolci e ardenti labbra di Nino, ma l'anima sua aveva sentito il bacio d'una nuova vita, e in quello sfondo buio di scala, sul cui vuoto i ghirigori neri della balaustrata guardavano come strani occhi oscuri, scorgeva un orizzonte luminoso. Invece di rientrare nella stanza da pranzo, proseguì a salire le scale. Ed ecco Diego, ritto sui gradini, serio e fatale. «Cosa fai lì?» domandò Maria, spaventandosi e indietreggiando. «Ho veduto tutto», egli disse. «Tu fai l'amore con Nino Faira, e se non mi paghi dico tutto alla mamma e a Filippa». «Cosa, cosa?» «Cosa?» disse egli alzando la voce. «Te la dico io la cosa. Se non mi dai tutto il denaro che possiedi, ti accuso a Filippa». Davanti alla viltà di lui, Maria, ricadendo nella più brutale realtà, reagì, arrossì e gridò esasperata: «Ti do un corno!» e ridiscese, decisa di mostrar la lettera a sua madre e a Giovanni. Fuor nella strada, stravolto dalla gigantesca corsa del vento, col soprabito aperto sul petto pulsante, Nino diceva fra sé: «Oh Maria, mia dolce Maria, ogni tuo pensiero sia con me in questo momento».
Ma in quel momento Maria, con la lettera d'amore non ancora aperta fra le gelide mani, scendeva le scale amaramente, pensando: Diego la finirà male.